serata. Darei la parola al sindaco Daniele Zivelonghi che mi può salutarci per un altro impegno, quindi non si fermerà. Grazie. La facoltà. Grazie mille. Io sono venuto a fare un saluto molto volentieri perché questo così va. Sono a favore della Camera, così. Sì, un po' più a destra. Così va bene. Ok, sono venuto molto volentieri a fare un saluto per un'iniziativa come questa perché il tema degli anziani, e non serve che lo dica io, è un tema che si presenterà sempre più in futuro in maniera importante. Questo con delle esigenze e con le problematiche legate al bilancio degli enti locali, a cui è demandato la prima risposta sul territorio alle esigenze sociali, così come lo sfaldarsi della rete che tradizionalmente gestiva in prima battuta gli anziani, che è la rete familiare, le reti delle amicizie e del vicinato, così come la problematica della sanità sul territorio, determineranno appunto l'aggravarsi di un problema. Questo non perché sia necessario lamentarsi di un problema, perché chi porta un problema senza presentare una soluzione, o almeno in fase di studio, è egli stesso un problema. Però questi sono i dati di fatto, e quindi iniziare a ragionare su questi problemi, approfondirli, creare situazioni come queste con persone che sanno di cosa parlano è assolutamente importante. Io mi scuso, oltre a ringraziare Emma e tutto il gruppo Confronti per avermi invitato, mi scuso con tutti per non poter rimanere, avrei voluto molto, ma così vi dico anche esattamente cosa devo andare a fare. Purtroppo stasera c'è una riunione di coordinamento per le imminenti elezioni provinciali e non posso sottrarmi. Purtroppo Emma lo sa, era stata invitata, ma la serata probabilmente non permette di essere. Io appunto mi scuso ancora, il mio saluto però lo volevo portare volentieri perché oltre alle difficoltà e alle prospettive c'è anche un'altra questione, mai più opportuno come l'apertura della campagna elettorale, che su questi temi non c'è assolutamente una diversità di obiettivi e l'unico modo per raggiungere qualche risposta concreta è quello di identificare in maniera approfondita e studiata, identificare una risposta fattibile, perché il mondo dei sogni purtroppo non è sempre realizzabile partendo dagli strumenti che si hanno a disposizione, e gli amministratori non si divertono ad amministrare male, solo che gli strumenti a disposizione non sono il libro dei sogni, purtroppo. Quindi grazie a chi ha organizzato e che ha reso possibile, a chi interverrà e a tutti voi. Allora riprendiamo, saluto di nuovo tutti quanti che avete avuto modo di partecipare, di venire qua con noi. Io sono Emma Ugolini, sono fumanese da generazioni, perché per essere fumanesi bisogna essere qui da meno da 80 anni, altrimenti siamo tutti foresti, ok? Bene, faccio parte del movimento politico Confronti, laboratorio di cittadinanza. È un gruppo civico molto attivo che da anni svolge azione culturale e politica qua nel comune di Fumane. È un gruppo che ha pensato bene di candidarmi alla carica di sindaca del nostro comune. La tematica che affrontiamo stasera è molto importante, riguarda le persone bisognose di assistenza, ma anche le loro famiglie, perché malattie gravi e debilitanti ricadono anche sui familiari, sulle famiglie e compromettono fragili equilibri. I nuovi orientamenti governativi stanno allarmando molto coloro che, operando direttamente nel settore, stanno intravedendo notevoli rischi nelle prossime mancanze di sostegno. Tutto questo discende da leggi nazionali e dalla visione di governo sull'assetto sociosanitario, ma poi riguarderà anche le competenze territoriali e locali. Per approfondire questo argomento abbiamo qui stasera 4 relatori, esperti, che ci presenteranno le diverse sfaccettature, passando dalla situazione locale, dalle risorse disponibili, per arrivare alla comprensione di quanto sta succedendo. Quindi saluto e ringrazio Anna Maria Bilon, ben ritornata a Fumane, avvocata, già sindaco di Pomigliano per 10 anni. Sono sufficienti i avanti per dire le cose? Consigliere regionale del PD e vicepresidente della 5ª Commissione Sanità, quindi con esperienza sia sul territorio che dal fronte legislativo e attuativo. Abbiamo il dottor Guglielmo Frapporti, storico medico di famiglia a Fumane, da 40 anni.
segretario provinciale, vice segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Ex, già stato. E si candida nella lista che io presiedo. Poi abbiamo Donatella Olusi, buonasera, benvenuta a Fumane. Dal 2020 è presidente dell'associazione Diana, l'associazione per i diritti dei non autosufficienti, quindi non solo anziani, e che dal 2017 svolge a Verona un servizio di assistenza legale appunto per proteggere i diritti sanitari e sociosanitari delle persone non autosufficienti o con disabilità. Dottoressa Maria Dora Lobbia, medico geriatra e fisiatra presso l'ospedale geriatrico. Ha poi diretto il settore riabilitativo dell'età adulta presso il centro polifunzionale Don Calabria e aggiungo infaticabile collaboratrice nel movimento Confronti. Allora iniziamo proprio da Maria Dora, che ci offrirà una panoramica della situazione nella nostra comunità. Allora, io cerco di introdurre, io vorrei introdurre l'argomento che tratteremo questa sera, inquadrandolo in una situazione demografica generale e locale, per capire quanto sia importante e non più rinviabile la programmazione integrata di interventi di prevenzione e assistenza ai soggetti anziani. Allora, la popolazione anziana in Italia dal 2002 al 2014 ha avuto un primo picco nel 2013-2014, scusa, al 2023, ha avuto un primo picco nel 2014, tra il 2013 e il 2014. Da allora c'è una progressiva riduzione, perché c'è una riduzione netta delle nascite. Nel 2023, cioè dal 1 gennaio 2022, c'erano 393.000 nascite, quindi siamo scesi sotto la soglia delle 400.000 con quasi 7.000 nascite in meno dell'anno precedente. I decessi erano 715.000 più 13.700 rispetto all'anno precedente, quindi il saldo naturale è negativo e le previsioni sono che questo saldo continuerà ad essere negativo nei prossimi anni. Fumane più o meno segue lo stesso andamento, anche se con una minore riduzione della popolazione, probabilmente perché c'è una certa immigrazione nel comune. Come vediamo, questa barra arancione, gli anziani vanno via via aumentando. Comunque nel 2050 sembra che gli abitanti in Italia, da 58.900, quindi 59.900 che sono ora, saranno circa 50 milioni. Se noi guardiamo le fasce di età, vediamo che la popolazione da 0 a 14 anni si va via riducendo. Le persone in età lavorativa, quindi le persone in età attiva, anche, vediamo da un 66,6% nel 2004 passano al 63,5% nel 2023, mentre la popolazione sopra i 25 anni sale. Quindi vediamo che nel 2023 noi abbiamo 0-14 anni 12,5%, 24% gli anziani sopra i 65. L'andamento a Fumane è praticamente uguale. Anche qui abbiamo 0-14 anni nel 2023 12,6%, 22,7% quelli sopra i 65 anni. Ora le donne, come sappiamo, lavorando sempre più fuori casa, fanno meno figli, anche perché c'è una cronica mancanza di servizi per l'infanzia e quindi di sostegno. E dall'altra parte noi abbiamo che ci sono sempre migliori condizioni di vita, di alimentazione, ci sono scoperte sempre più grandi a livello scientifico, quindi con progressi in campo diagnostico e terapeutico, e quindi vediamo che nel mondo occidentale è nettamente aumentata l'aspettativa di vita. Vediamo questa linea verticale fino al 2020, per cui nei paesi OCSE la vita media è l'aspettativa di vita sono 81 anni. Nel 2050 la previsione è che saranno 82 anni e mezzo. Scusate. In Italia uguale,
Noi abbiamo, vedete, questa cartina con dei colori differenti, quindi la speranza di vita nelle regioni italiane è maggiore che non a livello dei paesi host. Donne 85 anni, uomini 86, e a 65 anni una donna ha una speranza di vita di 22 anni e un uomo di circa 19. Un'enorme diversità c'è fra le regioni italiane, perché addirittura secondo alcune, come vedete qui la zona del Trentino Alto Adige è blu, quindi sono 84 gli anni, in alcune zone del meridione arrivano a 80 e 65 addirittura, quindi con netta differenza. Quindi l'invecchiamento della popolazione è segnato dall'indice di vecchiaia, che misura il grado di invecchiamento. Che cos'è? È il rapporto percentuale che c'è tra i 65 anni e i giovani fino a 14 anni. Allora, nel 2002 ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni, per ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni c'erano 131,4 anziani. Lo stesso più o meno, un po' meno a Fumano. Nel 2023 il rapporto è veramente esploso, perché per 100 giovani ci sono 193 anziani, a Fumane 179. Questi dati sono in costante progressione, con riduzione della popolazione 0-14 anni, aumento della popolazione ultra 65 anni. E questo comporta anche delle problematiche proprio a livello sociale, perché noi abbiamo che l'indice di dipendenza strutturale, cioè è quante persone non attive gravitano su 100 persone in età lavorativa. Quindi su 100 persone in età lavorativa oggi noi abbiamo 57,4 persone che non sono attive, a Fumane 54,7. Quali sono le previsioni? Nel 2050 gli individui che hanno più di 65 anni saranno il 34,5%, oggi il 23,8%. Il numero medio di componenti per famiglia si andrà riducendo, le persone destinate a vivere sole saranno 9,8 milioni, oggi sono 8,4, 57 sarà l'età media della popolazione nel 2050, oggi è 48,4. E gli ultraottantenni, che sono le persone più fragili, che sono le persone che hanno più patologie, sono più inclini ad ammalare, saranno moltissime. Nel 1960, nel 2023 sono 4.529.000, saranno 5.400.000 nel 2050. Cos'è l'invecchiamento? Allora, è un processo multifattoriale che è caratterizzato da una progressiva perdita delle capacità funzionali e da una crescente comorbidità, cioè vuol dire che ci sono più patologie tutte insieme. E tutto questo è proporzionale all'avanzamento dell'età e investe l'intero arco della vita. C'è da dire che c'è un netto miglioramento delle complessive condizioni funzionali e di salute nella fascia di età fra i 65 e i 75 anni. Un congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria del 2018 diceva che un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa e un 75enne quella di un individuo che nel 1980 aveva 55 anni. Quindi la salute dell'anziano non è più identificata unicamente con la ridotta presenza di malattia, ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di più patologie. Quindi uno degli indicatori che oggi sono più frequentemente usati per misurare lo stato di salute della popolazione è l'aspettativa di vita in buona salute. E parliamo quindi e vediamo che la media italiana è di 60 anni, cioè una persona alla nascita ha una speranza di vita in buona salute di 60 anni. Cioè il concetto viene esteso di aspettativa di vita al di là del semplice numero di anni vissuti, ma si quantificano quanti di questi realmente vissuti sono realmente vissuti senza delle patologie che possano limitarne l'autonomia.
vedete che ci sono delle enormi differenze regionali in Italia. Noi abbiamo, pensate che secondo un rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile, una persona che nasce, a Bolzano ha un'aspettativa di vita in buona salute alla nascita di 12 anni maggiore rispetto a una che nasce in Italia. A Fumane, in media la speranza di vita in buona salute abbiamo detto sono 61 anni. Nelle donne 14,1 più 14 dopo i 65 anni, una donna dopo i 65 anni ha 14 anni di speranza di vita in buona salute, un uomo 13. Però questi dati sono inferiori a quella che è la media europea, cioè noi viviamo più a lungo rispetto alla media europea, non viviamo altrettanto bene rispetto alla media europea. E abbiamo un altro rapporto Istat sulle condizioni di salute. Il 32,3% è la quota di popolazione sopra i 65 anni con patologie croniche e multimorbidità, e questa quota addirittura sopra i 85 anni raggiunge il 47%. Questi sono dati anche per difetto, perché ci sono altre statistiche che mettono valori ancora più elevati. 3,8 milioni sono gli anziani con grave riduzione dell'autonomia nell'attività di cura personale, e 1 milione, sempre sono dati per difetto, sono gli anziani con bisogno di assistenza e ausili perché non sono autonomi nella cura della persona. La percentuale è del 6,9% rispetto alla globalità degli anziani. La maggioranza delle patologie che portano la cronicità sono attribuibili al sistema cardio-cerebrovascolare, agli disturbi neuropsichiatrici, la depressione, l'Alzheimer o altri tipi di demenza. Allora, vediamo cos'è la non autosufficienza, che è la capacità l'incapacità di svolgere autonomamente funzioni essenziali nella vita quotidiana. Quindi c'è la perdita di almeno una delle seguenti funzioni: mangiare da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, spostarsi da una stanza all'altra, continenza vescicale e fecale, usare autonomamente i servizi igienici. Vediamo che in Italia, nella popolazione sopra i 65 anni, i non autosufficienti, quindi bisognosi di assistenza, sono il 13,4%, a Fumane sono 123 le persone, facendo la proporzione. C'è un altro tipo di non autosufficienza meno grave di quella precedente, cioè tutte le persone autonome nelle attività normali di vita quotidiana, abbiamo detto mangiare, vestirsi, usare i servizi igienici, ma non sono autonome in funzioni più complesse come preparare i pasti, fare i lavori domestici, assumere farmaci autonomamente, usare i mezzi di trasporto autonomamente, gestire l'economia domestica e utilizzare il telefono. In Italia la percentuale sopra i 65 anni è 16,9% e a Fumane sono circa 155 persone. Questi dati sono in costante aumento. Ci sono poi altre due categorie che sono gli anziani fragili, cioè la fragilità è uno stato di vulnerabilità per una ridotta capacità dell'organismo di far fronte a degli stress come malattie acute per la presenza di polipatologie oppure per una situazione socio-economica. Quindi la valutazione della fragilità è estremamente importante, perché qui bisogna mettere in atto proprio degli interventi di prevenzione e di promozione della qualità della vita. In Italia gli anziani fragili si calcola siano circa il 16,9%, a Fumane quindi 155 persone. Ci sono poi gli anziani disabili che hanno quindi una menomazione o una minorazione che riduce la loro capacità di agire e che li porta di fronte a degli svantaggi. In Italia sono circa, sempre più da 65 anni, 13,4%, a Fumane 123 persone. Disabile non è detto che sia non autosufficiente, un disabile può diventare non autosufficiente. Vediamo poi cosa significa in un comune lavorare con questo tipo di questi anziani. Allora c'è una progressiva crescita del problema dell'assistenza, c'è una progressiva crescita dei costi che questa assistenza comporta.
Il SAD è il servizio di assistenza domiciliare, sono gli operatori che vengono mandati nelle case per assistere le persone che hanno dei problemi per alzarsi, vestirsi, eccetera. Se vedete ci sono 230 accessi mensili, vengono portati ogni giorno 11 pasti nelle case e invece l'ICD è l'impegnativa di cura domiciliare, sono dei contributi che la Regione fornisce, quindi la Regione, quindi la sanità fornisce a persone che hanno un ISE particolarmente basso e a seconda appunto dell'ISE ma anche delle loro necessità ci sono ICD basso, medio o alto. Come vediamo sono nettamente aumentati. Come nettamente aumentata è l'assistenza domiciliare integrata in tutte le sue formulazioni e questi gli impegnativi di residenzialità sono gli anziani che sono andati nelle case di riposo. Le liste nelle case di riposo in questo momento sono infinite, quindi l'assistenza spesso di queste persone anziane grava sulle famiglie, sulle donne in particolare o in alcuni casi sulle cosiddette assistenti domiciliari o badanti e si calcola che da un calcolo per difetto a Fumane siano circa una trentina. Alcuni anziani vengono poi portati negli hospital. Per quanto riguarda la spesa del servizio di assistenza domiciliare che grava sul comune con un piccolo contributo da parte della regione, vediamo che c'è negli ultimi anni un netto aumento per esempio di questi 64.090 euro. 27.000 sono stati rimborsati dalla Regione, quindi la maggior parte di questi fondi gravano sui comuni. Questo aumento netto, che praticamente è sovrapponibile a quello dello scorso anno, è dovuto intanto all'aumento del numero di anziani seguiti, ma soprattutto è dovuto all'aggravamento dello stato di salute di questi anziani, cioè questi anziani sono meno autosufficienti rispetto agli anni precedenti, per cui a volte ci sono due operatori insieme che devono andare a casa di un anziano perché uno da solo non è in grado di alzarlo, lavarlo, eccetera. Poi ovviamente c'è anche l'adeguamento delle tariffe da parte delle cooperative. Devo ringraziare la nostra assistente sociale Manuela Donatelli che mi ha fornito tutti questi dati. Quali sono a Fumane i progetti di prevenzione? Perché dicevamo che estremamente importante è riuscire, da anni si parla di invecchiamento attivo. Perché l'invecchiamento attivo? Perché bisogna cercare di prevenire il più possibile la patologia e la non autosufficienza. Quindi anche a Fumane sono stati messi in atto alcuni progetti di prevenzione. Alcuni anni fa, nell'ambito del progetto dell'US9 Domiciliarità 2.0, a Fumane è arrivata un'educatrice per gli anziani che adesso è stata assunta anche dal comune e questa coordina il centro anziani di Cabano, che è una frazione di Fumane, perché non è di Fumane, il gruppo di cammino di Fumane. La foto che io avevo messo all'inizio è una foto proprio del gruppo di cammino in uno dei vari percorsi che vengono fatti nei sentieri intorno a Fumane, che è un gruppo di cammino che è molto seguito. Quest'anno ci sono addirittura una cinquantina di iscritti e, lasciatemelo dire, le guide che portano questi anziani in giro per questi sentieri sono quasi tutti di confronti, scusate, ma lo dovevo dire. Il centro anziani è stato avviato a dicembre 2023 in un locale della parrocchia, perché purtroppo da alcuni anni quello che era la sala civica del comune è stata ovviamente occupata dagli ambulatori medici perché non era più possibile che stessero nella sede precedente, per cui cambiando la sede non abbiamo più una sala civica e in questi anni non si è riusciti a trovare un'alternativa. Allora sarà fatta, non lo so quando, una convenzione con la parrocchia per cui tutti i mercoledì pomeriggio ci sono degli anziani che si incontrano alla parrocchia, una volta al mese viene dato un pranzo e devo dire che questi pomeriggi sono molto frequentati. Il tutto è supportato dal circolo Noi parrocchiale. Poi nell'ottobre scorso è partito un progetto, Ci sono anch'io, mappatura delle fragilità e delle abilità degli over 80 soli, a cui partecipano vari comuni della Valpolicella, fra cui Fumane, finanziato dalla Regione Veneto e voluto dalla Croce Rossa, più Comitato di Bardolino e Bardogaga, eccetera, eccetera.
a Fumane sono stati individuati 102 ultra ottantenni, 75 donne e 27 uomini. Questo progetto ha l'obiettivo non solo di individuare anziani che hanno problemi di non autosufficienza e quindi di assistenza, ma anche per anziani autosufficienti, oltre ottantenni autosufficienti, che magari per vari motivi sono un po' ai margini e quindi con un sostegno, con uno stimolo possono rientrare a far parte della comunità e dare un loro contributo attivo. Quindi abbiamo visto quanto è complessa la situazione attuale e lo scenario futuro offre un quadro veramente preoccupante circa l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della cronicità. Secondo l'Osservatorio Nazionale della Salute nelle regioni italiane, le previsioni sono che nel 2028 ci saranno 25 milioni di malati cronici, oggi sono 24 milioni, e 70,7 miliardi di euro, oggi sono 66,7. Ma dobbiamo anche dire che la cronicità non è uguale per tutti, perché nel nostro paese ha delle connotazioni molto differenti per questioni di genere, di territorio, di condizione socio-economica, di titolo di studio. E poi c'è anche da dire che sulle generazioni dei cosiddetti giovani pesano in maniera sempre crescente delle possibilità economiche lavorative ridotte e spesso incerte, stili di vita non sempre salutari, alimentazioni anche, realtà ambientali deteriorate. Fare un esempio, sappiamo tutti qual è l'inquinamento dell'aria, ma anche nella zona del Veneto l'inquinamento da PFAS, che non solo nel Veneto ma in tutta la pianura padana, e tutte questa realtà non fa che portare a un aumento delle patologie in età più giovane. Quindi è necessario un approccio sistemico all'assistenza dei malati cronici, ma bisogna anche attuare delle vere e proprie politiche di prevenzione di cui un comune deve farsi carico, quindi promuovendo politica di difesa ambientale, stili di vita salutari fin dalla giovanissima età, monitorando e sostenendo i soggetti fragili, proprio per procrastinare il più possibile la non autosufficienza. Quindi se non vogliamo tradire quelli che sono i principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, che sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità, è urgente capire che la sanità pubblica è una priorità. La sanità e con questa anche tutto il settore sociale. E quindi bisogna investire sulla sanità e non considerarla un costo da tagliare, perché il grado di salute e benessere della popolazione non solo è un valore per l'individuo in sé, ma è anche un fattore che condiziona pesantemente il prodotto interno lordo. Grazie. L'accuratezza dei dati che rendono veramente significativo l'argomento che stiamo facendo e con contezza appunto di numeri. Allora la parola adesso a Donatella Oliosi che ci presenterà alcune proposte possibili per garantire nel Servizio Sanitario Nazionale le cure a lungo termine. Cercherò di parlare a voce alta, non è nel mio stile, ma ci proverò, d'accordo? Allora, partiamo con la presentazione. Bene, io sono qui per parlarvi della legge 33 del 2023. C'è qualcosa che non capisco qui? Cos'è? Che parte della prima pagina non capisco. Un attimo, c'è qualcuno che vuole magari avvicinarsi come sedie, quindi un po' più avanti, questa è la successiva. Poi si sente. Si sente dal fondo? Si sente il primo investimento che farò se non sarà sul paio di Benissimo. Allora, la legge 33
33 del 2023 è la legge delega per le politiche in materia, in politiche in favore delle persone anziane. Si tratta di una legge che è discriminante, fortemente discriminante, perché non garantisce le cure di lungo termine che necessitano i malati non autosufficienti, gli anziani, i malati cronici non autosufficienti, perché mi riallaccio al discorso che ha fatto la dottoressa Lobbia, la non autosufficienza è un problema di salute. Questo deve essere chiaro a tutti. L'anziano diventa non autosufficiente a causa di una o più patologie che gli impediscono di svolgere le attività della vita quotidiana in piena autonomia, senza l'aiuto di terzi. È una legge sotto certi aspetti anche incostituzionale, perché non dà attuazione a quello che è il diritto fondamentale alla salute che l'articolo 32 della Costituzione sancisce e di cui dice essere garante lo Stato. Una riforma che sicuramente, e questo deve essere molto chiaro agli amministratori locali, comporta nuovi e maggiori oneri proprio per gli enti locali, perché questa legge non prevede nuove risorse, nuove o maggiori risorse. Pensate che nel testo di legge per ben 8 volte compare la frase senza oneri aggiuntivi oppure in base alla disponibilità a legislazione vigente. Questo quindi è molto chiaro. Guardate con le frecce. Ah, con la freccia in sotto o Sì, in avanti? sotto. In sotto. Ok. Ecco, dovevo farvi vedere questa, comunque quello che vi ho appena detto, perché non ho seguito la... Andiamo avanti. Come avviene tutto questo? Questo avviene sicuramente con il trasferimento di competenza di quello che sono le prestazioni sociosanitarie che oggi sono nei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Nei LEA noi troviamo i diritti esigibili, troviamo diritti alla cura che fanno parte della tutela prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, istituito dalla 833 del 1978. Tutte queste prestazioni sociosanitarie presenti oggi nei LEA e quindi diritti esigibili vengono trasferite nel comparto sociale. Cosa significa questo? Significa che delle prestazioni certe, sicure, finanziate, vengono trasportate in un comparto dove non c'è finanziamento certo e non c'è prestazione sicura, non c'è diritto, nei LEPS, i cosiddetti LEPS. A questo proposito vorrei leggervi una cosa, due passaggi di una sentenza che chiarisce in modo inequivocabile la differenza tra LEA e LEPS. La Corte Costituzionale nella sentenza 62 del 2020 precisa che l'attuazione del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione. Il diritto fondamentale alla salute non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti o generali, cioè non esistono giustificazioni perché non venga erogata la prestazione nell'ambito LEA riguardanti la mancanza di finanziamenti. La sentenza continua, precisando che mentre di regola la garanzia dei LEPS deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando l'erogazione della prestazione in base alla sostenibilità, okay, in termini economici ovviamente, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria attuativa dei LEA. Quindi, in poche parole, detto semplicemente, giusto perché sia chiaro, se io
rientro in una prestazione che è nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non può trovare la mancata erogazione giustificazione nel fatto che non ci sono fondi sufficienti. Ma al contrario, se la prestazione è nell'ambito del comparto sociale, quindi assistenziale, non sanitario, questo è importante, la distinzione, questa prestazione non è certa, non è un mio diritto. L'altra discriminazione che viene fatta da questa legge 33, dal testo di legge, è quella dell'istituzione di un sistema per la non autosufficienza per l'anziano non autosufficiente, lo SNAP. Anche questo sistema si colloca nell'ambito delle politiche sociali e allora non devo aggiungere altro, se avete capito bene quello che ho appena detto. Quando noi siamo nel comparto sociale non c'è niente di certo, non c'è niente di sicuro. Io non ho diritti esigibili, anche se sono anziano, malato cronico, non autosufficiente. E questo ovviamente è grave, perché creare un sistema per una popolazione anziana in base quindi all'età significa fare una discriminazione di tipo anagrafico, significa dire che quelle persone non sono più dei malati, non hanno più lo status di malato, ma invece sono più destinatari di prestazioni di tipo sociale, di tipo assistenziale. E questo è molto, come dire, deviante, socialmente deviante, anche per tutti i portatori di interesse, cioè tutti gli stakeholder, perché se la struttura residenziale è sufficiente che sia una struttura assistenziale e non sociosanitaria residenziale, quindi che non eroga prestazioni sanitarie ma solo assistenziali, un malato cronico non autosufficiente non troverà le adeguate cure all'interno di questa struttura. Chiaro? Un'altra discriminazione avviene attraverso la valutazione multidimensionale unificata. Si è parlato di questa valutazione multidimensionale unificata, ma si è dimenticato anche qui di sottolineare che i criteri di accesso e i criteri di valutazione saranno dei criteri non più clinici, non più sanitari, e cioè valutando il bisogno reale sanitario di cura del malato anziano, malato cronico non autosufficiente, ma valutando per esempio un parametro socio-economico, e cioè può essere l'ISEE o altri regolamenti, ad esempio comunali o regionali. Le cure domiciliari, anche quello che riguarda l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari, che oggi sono nei LEA e quindi che sono diritti certi in ambito, in competenza al Servizio Sanitario Nazionale. Anche questi vengono trasferiti in capo ai servizi sociali. La legge non affronta il problema della riorganizzazione delle RSA. Forse non tutti ricordano che questa legge è nata proprio sulla spinta di quanto è accaduto nella pandemia da Covid-19, la ecatombe che è accaduta all'interno delle strutture residenziali sociosanitarie e per tutte quelle persone anziane malate a casa domiciliari che si sono trovate isolate e quindi senza cure. Da lì è nata la riforma per la non autosufficienza, no? Per la popolazione anziana, e il risultato è stato questa legge 33, dalle varie commissioni, la commissione Turco Orlando, la commissione Paglia, ma questa legge come potete già intuire da queste poche parole, non tiene conto, come dicevo all'inizio, dello status di malato,
che la persona anziana non autosufficiente è in questo stato di non autosufficienza a causa delle patologie da cui è affetta. Allora, quali sono le conseguenze della mancata garanzia alle cure sanitarie e sociosanitarie per i malati cronici non autosufficienti? Le conseguenze sono innanzitutto sicuramente un maggiore impoverimento dei nuclei familiari, ma non solo dei nuclei familiari che devono sostenere quindi in prima persona anche se non hanno l'obbligo di cura, che sia chiaro questo, i familiari non hanno l'obbligo di cura, non esiste un obbligo di cura per legge. Se i familiari sono disponibili, possono curare l'anziano a casa, a domicilio. Preferibile, ma non tutti possono. C'è un impoverimento però anche delle generazioni future, perché se le famiglie esauriscono tutte le loro risorse economiche per far fronte alle cure a domicilio, non avendo più i servizi sociosanitari e sanitari garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, questo provoca anche l'impoverimento delle generazioni future. Naturalmente aumenteranno i ricorsi in pronto soccorso, i ricorsi di ricoveri in ospedale, non avendo più le necessarie cure a domicilio, il malato cronico non autosufficiente va soggetto a degli scompensi molto frequenti, richiede una sorveglianza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Verrà favorito e aumenterà il lavoro sommerso del badantato. Già c'è, esatto. Inoltre le famiglie, per poter sostenere, nel caso in cui il malato non sia, non possono tenerlo a domicilio, assisterlo a domicilio, per sostenere la spesa del ricovero in una struttura ricorreranno più frequentemente a strutture più economiche, ma sicuramente meno adeguate a quelli che sono i bisogni reali sanitari di assistenza della persona malata cronica non autosufficiente. La freccia. Allora, come possiamo garantire le cure di lunga durata, di lungo termine nel Servizio Sanitario Nazionale, a casa, in RSA e nel fine vita? Perché dobbiamo pensare a tutti i vari setting di cura. Queste malattie sono spesso malattie appunto croniche, alcune anche degenerative. Teniamo conto anche di malati di Alzheimer o delle varie forme di demenza. Ecco, cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Come le possiamo garantire? Innanzitutto bisogna che le prestazioni sociosanitarie siano mantenute nell'ambito sanitario. Le prestazioni sociosanitarie che oggi sono presenti nei LEA devono restare competenza del comparto sanitario. Occorre salvare il diritto universalistico egualitario alla cura previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, come dice la 833 del 78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, dove dice che la cura non deve prevedere limiti di tempo, e per queste persone è fondamentale. L'inserimento di un assegno di cura deve essere previsto nei LEA sociosanitari, l'articolo 22 dei DPCM del 12 gennaio del 2017 che ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza. Un assegno di cura che serve a chi è a domicilio per poter provvedere a tutti quei tipi di assistenza che sono fondamentali per la vita, non solo quelli sanitari, ma appunto anche quelli assistenziali, l'igiene personale, la preparazione dei pasti, la somministrazione dei pasti. La realizzazione di centri diurni per i malati di Alzheimer che prevedano anche delle prestazioni di tipo riabilitativo per il mantenimento delle funzioni cognitive residue. L'aumento della compartecipazione sanitaria al 70% e quindi prevedere una modifica anche qui dell'articolo 30 del DPCM del 12 gennaio 2017 nelle strutture residenziali per disabili, la compartecipazione al 70%. Ora, se io
credo che lo confermerà anche il dottor Frapporti, se aumentano i bisogni sanitari di queste persone, perché aumentano le patologie, perché aumenta l'età dell'anziano ricoverato in RSA, ovvio che debba aumentare anche la compartecipazione della quota sanitaria, perché aumentano questi bisogni sanitari. Questo aiuterebbe anche le famiglie a sostenere meglio l'aumento delle rette delle residenze. La riorganizzazione del lavoro in RSA, perché si è visto con il Covid, con quello che è successo nell'RSA con il Covid, il lavoro deve essere un lavoro di equipe, sotto la direzione di un direttore sanitario, non un direttore amministrativo, un direttore con competenze sanitarie, che un'equipe multidisciplinare, con specialisti. Il personale deve essere dimensionato non tanto sul minutaggio, quindi su quanti minuti io valuto di prestazione l'assistente deve avere per paziente, bensì sul reale bisogno del paziente. Quindi devo aumentare gli standard, il numero di personale, il numero del personale effettivamente presente nella struttura. Rilievi, ecco, adesso vorrei concludere con alcuni rilievi proprio sul decreto legislativo attuativo che lunedì pomeriggio è stato approvato in Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 33 del 2023. Allora, come veniva detto anche prima dalla dottoressa Lobbia, è importante la definizione di malato non autosufficiente. Perché? Perché, come abbiamo detto, questa è diciamo dirimente per l'accesso alle cure nell'ambito del servizio sanitario. Nell'articolo 2 di questo decreto legislativo il malato non autosufficiente non viene, o meglio l'anziano non autosufficiente non viene definito malato, come non viene definito malato in tutto il testo di legge. In particolare in questo articolo viene addirittura uniformato alla persona con disabilità, ma come appunto è stato sottolineato anche dalla dottoressa Lobbia, la persona disabile non autosufficiente non lo è necessariamente perché vi è una patologia in atto. Possono essere esiti da traumi o da patologie pregresse che l'hanno resa non autosufficiente, ma l'anziano è non autosufficiente perché è malato. Un altro rilievo che noi facciamo e che abbiamo fatto davanti alla 10ª Commissione del Senato il 15 febbraio scorso è stato riguardante l'articolo 27. L'articolo 27 del decreto legislativo sulla valutazione multidimensionale. Questa valutazione, abbiamo detto, utilizza dei criteri che non sono clinici, quindi criteri di tipo socio-economico, non tiene conto dello stato di salute dell'anziano non autosufficiente, quindi è sicuramente una valutazione che compete più all'ambito socio-assistenziale che non socio-sanitario. Potrebbe essere una valutazione da tenere affiancata a una valutazione però di tipo medico che valuta i bisogni sanitari e le prestazioni di tipo sanitario e sociosanitario. Nell'articolo 30, che è molto importante, molto grave questa cosa, le strutture socioassistenziali non sanitarie possono accogliere persone anziane non autosufficienti. Allora questo a me viene da dire significa che il Covid non ci ha insegnato nulla. Io non posso inserire in una struttura residenziale non sanitaria
un anziano malato cronico, perché non riceverà le prestazioni e le cure di cui ha bisogno per vivere. L'articolo 31 invece parla proprio dei servizi residenziali, semiresidenziali, sociosanitari, ma non chiarisce una cosa, e cioè non chiarisce che queste strutture devono rientrare nel comparto sanitario a tutti gli effetti, devono essere strutture del servizio sanitario perché erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. E concludo. Una prestazione universale che universale non è, perché ditemi voi se è universale una prestazione che pone come limiti per la platea di beneficiari ultra ottantenni gravissimi, e quando dicono gravissimi vuol dire gravissimi, con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Allora, questa platea, che dovrebbe aggirarsi a meno del 2% della popolazione non autosufficiente, perché se noi guardiamo il dato INPS dei titolari, delle persone titolari di indennità di accompagnamento, siamo sul 1,5 milioni di titolari, di anziani non autosufficienti. Ora a questi andranno sicuramente aggiunti anche le persone con disabilità grave non autosufficienti, ma ragionando anche solo su 1,5 milioni, 25.000 beneficiari sono meno del 2%. Da gennaio la sperimentazione, da gennaio 2025, prevederà l'aggiunta all'indennità di accompagnamento di un assegno di assistenza, non di cura, di assistenza di 850 euro. Ovviamente l'importo non è sempre certo, cioè dipenderà, perché siamo nel campo delle politiche sociali, dalle disponibilità di bilancio, come anche la platea coperta dipenderà dalle risorse disponibili, non sarà sempre quella. Quindi un assegno di 850 euro che però va speso per assumere personale per quelle attività diciamo della vita quotidiana che sono necessarie per la vita della persona anziana malata non autosufficiente. Quindi immaginiamoci con 6.000 euro di ISEE, se abbiamo le risorse economiche, pur con questi 850 euro che non sono certi, non sono sicuri, se abbiamo le risorse economiche per assumere una badante, pagarle i contributi, vitto e alloggio, fornire vitto e alloggio, e poi quando va in ferie ovviamente avere anche un sostituto. Ecco. Come vi ho già anticipato, questo decreto legislativo che dà attuazione nella delega agli articoli 3, 4 e 5 della legge del 23 marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì pomeriggio. Grazie. Grazie. Scenario inquietante. È uno scenario che deve farci tremare i polsi. Io speravo di vedere qualcuno, senza che si facesse male, cadere dalla sedia stasera, ecco, però, nel senso che... Altra disabilità. No, ecco, no, allora diciamo un altro modo, però diciamo che il fatto che fino ad oggi noi non vediamo, non sentiamo dire queste cose sui giornali, non le leggiamo sui giornali, non le sentiamo nei notiziari, questo è preoccupante, questo ci deve far paura. Io vi ho anche detto cosa possiamo fare per garantire le cure. A questo proposito fuori c'è un volantino, lunedì 25 marzo a Verona c'è un convegno nazionale organizzato da noi e dal coordinamento diritto alla sanità per le persone non autosufficienti. Il 25 marzo lunedì ci sarà anche Anna Maria Bigon tra i relatori nel pomeriggio, il convegno dura tutto il giorno
e quindi se volete saperne di più o volete dirlo a qualcuno che conoscete, poi ci sono i programmi e vi aspettiamo. Tocca poi una riflessione sul mondo degli anziani, da guardare oltre il problema, ma anche come risorsa e stimolo di una comunità civile e solidale. Ciao, io ho fatto il medico di famiglia a Fumane per 42 anni e insomma mi sto chiedendo davvero di fronte a questo tema che cosa può fare la nostra comunità. Abbiamo sentito tante cose dalla Maria Dora e anche adesso dalla dottoressa inquietanti su quello che ci aspetta. Io cercherò di concentrarmi tagliando un po' una parte di quello che avevo preparato su qualche spunto, ma certamente la bacchetta magica non ce l'abbiamo per come affrontare, diciamo, questa sfida che abbiamo davanti. Ecco, Maria Dora ci ha fatto vedere i dati sull'aspettativa di vita, li avete già visti. Avete visto anche quello che succede a Fumane, ecco, in particolare io tenderei a far notare, no, come vedete qua in questo grafico, c'è l'evoluzione dal 2002 in grigio al 2040, quindi 2040 è postdomani, tra 15 anni. Vedete le righe verdi in particolare, no? Anzi no, scusate, il rapporto che c'è tra l'età tra i 15 e i 64 anni e l'età sopra i 65 anni. Vedete che nel 2002 c'erano a Fumane 2600 adulti a fronte di 611 anziani, quindi praticamente 4 adulti ogni anziano over 65. Nel 2040, scusate, il rapporto tra adulti e anziani sarà di 1 a 2, quindi chi potrà sostenere l'assistenza mi ci metto anch'io lì perché se riesco a sopravvivere fino ai 40, chi potrà darci una mano a tirare avanti. E andiamo avanti, ecco, questo dato l'ha già presentato Maria Dora sull'aspettanza di vita e l'aspettanza di vita in buona salute dopo i 60 anni, no? Quindi c'è questo problema di una vita lunga, ma gli anni di vita in salute tendono a ridursi e ad allungarsi invece gli anni di vita con acciacchi più o meno importanti, quasi 20 anni, come diceva Maria Dora. E a Fumane in particolare com'è questa situazione? Allora, noi sappiamo che il 77% circa della perdita degli anni di vita in buona salute, cioè quello che causa i malanni dopo, a tante persone dopo i 65 anni, sono concentrati in alcuni fattori di rischio: la pressione alta, l'obesità, il fumo, il colesterolo alto e il consumo di alcol a rischio. Questi 5 fattori causano il 77% della perdita di anni di vita in buona salute. E a Fumane in particolare, ecco, se noi vogliamo guardare la nostra comunità, no, cercare di individuare quali sono questi problemi, vedete che sopra i 65 anni ci sono
il 19% di persone con diabete, sono circa 180, il 14% di persone, e sono 130, che hanno malattie cardiovascolari importanti, esiti di ictus, l'artrosi, vedete, il 16%, osteoporosi, limitazioni per il dolore fisico o disturbi cognitivi importanti. Quindi dati che metto lì, insomma, noi possiamo anche chiederci ma che cosa possiamo fare su questo. Un altro dato da però guardare con realismo è questo qua, cioè le persone sopra i 65 anni non sono mica tutte malate. Vedete che l'83% degli abitanti, dei cittadini fumanesi con più di 65 anni sono delle persone autosufficienti, che hanno qualche acciacco, ma insomma sono autosufficienti. I non autosufficienti sono il 17%, e come ci aveva fatto vedere prima Maria Dora, i non autosufficienti con una compromissione importante delle funzioni vitali, cioè non in grado di andare al gabinetto da soli, non in grado di mangiare da soli, non in grado di lavarsi, sono il 13%. Quindi noi ci dobbiamo anche chiedere che cosa fare per questo 17%, ma anche che cosa possono fare quell'83%. Non dimentichiamocelo questo. È un altro punto di vista e noi dobbiamo avere un punto di vista generale. L'invecchiamento comporta un grosso problema, ce l'ha fatto vedere molto chiaramente la dottoressa Fogliosi a poco fa, e nel Veneto in particolare l'invecchiamento che impatto ha sui costi della sanità, e parliamo di costi di sanità qua, non del sociale. Vedete dal 2019 al 2022 l'aumento dei costi sanitari nel Veneto, e a questo proposito c'è da dire un dato molto grosso, che il 5% della popolazione veneta, consuma il 33% delle risorse sanitarie. Il 5% della popolazione veneta, il 33% delle risorse sanitarie. Quindi in questa fetta di malati cronici, gravemente malati, questo assorbe il 5% dei costi sanitari, che arriva il 33% delle risorse sanitarie, e arriva al 50% aggiungendo a questo costo sanitario anche i costi della residenzialità ospedaliera. Quindi un aumento dei costi. Come ha reagito la nostra regione? Possiamo parlare di tutta l'Italia, vero? Perché ecco, noi siamo nel Veneto, è definito un modello per la sanità in Europa. Come ha reagito? Qualche dato, diciamo, degli ultimi, con un piano sociosanitario regionale che ha fatto una svolta nel 2012, il piano sociosanitario 2012-2016, che ha decretato una riorganizzazione del sistema ospedaliero, chiudendo un sacco di ospedali. Nel nostro distretto sono stati chiusi gli ospedali di Caprino, di Malcesine, di Valeggio, di Isola della Scala. Bussolengo è stato drasticamente ridimensionato, quindi riduzione dei posti letto per acuti, ma anche chiusura delle lungodegenze. A Borgo Trento, non so se vi ricordate, nella parte qua di via Mameli, no, c'era un casamento enorme dove lavorava anche la Maria Dora nei tempi, qualche tempo fa, per gli anziani sostanzialmente, e anche per i lungodegenzi. Adesso non c'è più nessun reparto di lungodegenza in tutto il Veneto, tranne uno che è stato lasciato residuale a Negrate. E quindi dove sono andati a finire tutti questi i vecchi malati? Sono spariti, in gran parte sono a casa, ciascuno a casa sua, e quindi non fanno notizia perché non c'erano, ma sono numeri enormi. Le case della gente sono diventate il più grande ospedale per malati cronici e per moribondi. A questo proposito potremmo anche aprire un capitolo
che recentemente in Veneto è stato un argomento importante, no? Sulle politiche del fine vita. A Fumane muoiono circa 40 persone ogni anno e 30 di queste persone, secondo quello che è previsto, insomma, da chi si occupa delle tematiche dell'assistenza al fine vita e agli attivisti, circa 30 persone avrebbero bisogno di un approccio palliativo, che non è solamente la sedazione terminale, no? Il farmaco che viene dato negli ultimi 2 giorni per addormentare le persone e farle morire, è l'accompagnamento che comincia anche 3, 4, 5, 6 mesi prima, un anno prima, che deve prevedere un clima particolare di relazioni all'interno della famiglia, no? Perché la morte è un evento naturale nella vita e non è un dramma che deve essere, è un dramma, la morte chiaramente, ma non è una vergogna che deve essere nascosta, lontano da. E le persone desidererebbero, tante persone, poter finire la propria vita a domicilio, ma ecco, come viene implementato nel Veneto le cure palliative? Non entro nel tema perché prenderebbe tanto tempo, ma c'è una domanda molto grossa su questo da fare in questo Veneto che stavo facendo un certo tipo di scelta. Che tipo di opportunità vengono date a Fumane a queste 30 persone che moriranno nel 2024? Quindi il domicilio è un dramma anche perché purtroppo c'è stato, e salto all'ultimo punto, lasciando un attimo quell'altro punto di mezzo, la carenza dei medici di famiglia, che dovrebbero garantire la domiciliarità insieme con i supporti dei servizi ADI, infermieristici, con i servizi a domicilio. E invece questo è un dramma che nel Veneto è anche più rilevante rispetto ad altre regioni, della carenza dei medici di famiglia. Drammatica carenza di medici. A Fumane ci si è salvati per il rotto della cuffia perché si è riusciti a diciamo, mettere in piedi un servizio, cioè dare un'opportunità ai medici di famiglia di mettersi insieme, ma non era scontato. A Marano non c'è più nessun medico di famiglia, in tutta la Val d'Adige non c'è più nessun medico di famiglia. E poi le case di riposo, ne accenno solamente in modo molto veloce, ne ha parlato Donatella poco fa, lo scandalo del 20% degli ospiti delle case di riposo che sono totalmente diciamo a pagamento e hanno cifre che vanno dai 2.800, 2.900 ai 4.500 euro al mese, e questi qua non sono quelli che non sanno dove andare e chiedono per piacere vado lì. Questo 20%, guardate il dato drammatico, sono quelli che si ammalano improvvisamente, che fanno un ictus a casa, oppure che vengono ricoverati in ospedale, l'ospedale dopo 5-6 giorni li caccia fuori, non sanno dove andare, vanno a finire in casa di riposo. Io lavoro in casa di riposo a San Pietro, dall'ospedale ha mandato fuori venerdì una persona che era ricoverata da una quindicina di giorni, è morta il sabato mattina. Cioè, le case di riposo senza convenzione. Le case di riposo sono diventate questa cosa qua, un luogo dove si va a morire. Circa il 30% degli ospiti in casa di riposo muore ogni anno. Sto tirandola troppo per le lunghe, ma per dire che dramma c'è sotto a questo. Ma che cosa possiamo fare? Allora, io credo che un tema centrale oggi che sia da porre all'opinione pubblica, a tutti noi di Fumane, ma il ruolo dei comuni e dei sindaci. Ne parliamo troppo poco di questa cosa qua, e questa secondo me è una chiave sulla quale lavorare. Allora, il sindaco è il responsabile della sanità, è lui il responsabile della sanità, per legge. Dopodiché la 833 dice sì, il sindaco è responsabile della sanità, però gli mettiamo vicino una struttura dove ci sono dei dottori che si occupano della sanità, e quindi hanno fatto l'USL. Ma è il sindaco responsabile della sanità, non solo
per titolarità di legge, ma nella pratica abbiamo visto col Covid cosa è successo. Quando la gente era terrorizzata, chiusa in casa, i sindaci sapevano: qua abita questo, là abita quell'altro, là abita quell'altro ancora, questo è da solo, non può muoversi, bisogna portargli da mangiare a casa, regolava, diciamo, anche no, la vita del paese in quel periodo, gli isolamenti. Era la persona più vicina in un momento in cui scompariva tutto. L'USL scomparsa, i dottori spaventati, abbiamo cercato di fare qualcosa, ma ecco. Quindi si è visto nelle calamità che cosa è il ruolo, che può essere il ruolo del sindaco in un comune. La legge comunque affida, dice il sindaco delega all'USL la sanità, ma l'assistenza sociale è in carico ai comuni. È in carico ai comuni. Oltretutto, qua ecco, c'è un aspetto, io non sono così bravo a spiegarlo come la dottoressa, ma mentre la sanità, diciamo, è diciamo, dentro un servizio sanitario nazionale, c'è la legge dello Stato, il sociale e le regioni e i comuni sono concorrenti, cioè possono contribuire a... Ecco. E invece il sociale, con quell'invenzione della modifica dell'articolo 5 del 2001 della Costituzione, è affidato totalmente alle regioni e ai comuni, che hanno facoltà legiferativa, e dopo ne vediamo un attimo le conseguenze. Allora, c'è stato nel 92, ministro De Lorenzo, prima e poi, questo decreto, il 502, che ha detto: basta affidare ai sindaci la nomina dei direttori generali delle UIS. Fino al 92 erano i sindaci che nominavano i direttori generali delle UIS e quindi che tirava le recce se li faceva pulire. Ha detto basta, no, questi sono dei personaggi che vengono nominati dal governatore della regione e rispondono a lui. C'è stato il decreto Bindi, la riforma Ter della sanità, che ha cercato di rimettere un pochino a posto le cose, dando competenza maggiore alla conferenza dei sindaci. E qua voglio un attimo richiamare l'attenzione: il ruolo dei comuni, conferenza dei sindaci. Che ruolo ha la conferenza dei sindaci? Allora, emana gli indirizzi e approva il PAI. Nessuno avete sentito parlare ancora di che cosa è il PAI? Piano attuativo locale. È la strategia che le UIS devono definire per l'organizzazione dei servizi dentro le UIS, dove ci sono gli ospedali, dove ci sono gli ambulatori, dove ci sono i distretti, dove ci sono eccetera eccetera. Esamina il bilancio dell'UIS e lo approva o lo boccia. Esprime la valutazione dell'operato del direttore generale, questo è testuale. Ne chiede la revoca o la non riconferma. Avete sentito ancora di una conferenza dei sindaci che fa dei rilievi? Quando votano i voti al direttore generale, su 20 punti, 20 punti. Non c'è uno che alza la mano e che dice: ma mi spieghi per piacere. Approva il piano di zona dei servizi sociali, e qua entriamo nel merito di quello di cui stiamo parlando. Ai comuni spetta la titolarità delle funzioni concernenti la programmazione degli interventi sociali. Ai comuni spetta la titolarità. Le UIS garantiscono il supporto tecnico, questo è stato fino a 2 o 3 anni fa, e l'integrazione delle prestazioni sanitarie. Adesso c'è questa cosa nuova, non mi addentro perché è un tema assolutamente nuovo, che anche se è stato previsto fin dal 2000 con la legge Turco, questa mi pare, vero? La 328, sugli ATS, gli ambiti territoriali sociali. Che cosa sono gli ambiti territoriali? Sono un organismo, dopo ecco, chiediamo all'Anna Maria di dirci qualcosa, che riunisce i comuni, dove i comuni devono incontrarsi per coprogettare e coprogrammare
tutti i servizi sociali di quell'ambito lì. Allora la legge dice un ATS ogni nazionale, la 238, un ATS ogni 40.000 abitanti, nel Veneto un ATS su 300.000 abitanti, il nostro distretto, che va da Ronconi fino a Nogarole Rocca. Quindi organizzare i servizi sociali da Ronconi a Nogarole Rocca, passando a fare un giretto a Malcesine e a Ferrara di Montebaldo. Quindi 37 comuni. Il nostro ATS è, diciamo, ha come capofila il comune di Sona. Diventa troppo lungo quello che sto dicendo e non entro nel merito, però questi sono temi che gli amministratori di tutti i comuni dovrebbero formarsi. I sindaci non sanno quasi niente di questa roba qua. Alle conferenze dei sindaci partecipa il 30-40% dei sindaci, gli sottopongono il bilancio o i piani di zona, alzano la mano, non sono in grado di dire nulla. Il comune di Fumane è tra i più assenteisti, sia al comitato dei sindaci, che diciamo è quello che governa la nostra ATS, quindi il nostro distretto 4, comitato dei sindaci, e conferenza dei sindaci, che è diventata unica da quando hanno unificato le 3 UIS a Verona, che è una sola, che comprende 1 milione di abitanti, tutta la provincia di Verona. Non partecipano quasi mai. Hanno approvato il piano di zona e a quello che mi risulta dai verbali il comune di Fumane era a 7. Quindi un tema molto grosso. Chi è che può dire qualche cosa? Vado veloce su questo, ha già accennato qualcosa Maria Dora. La spesa per il welfare, qualcosa ha detto anche su questo Maria Dora, una spesa in aumento vertiginoso per i costi sociali che ha. Vedete che il 50% della spesa per il welfare riguarda gli anziani. Anche su questo ha detto Maria Dora, però ci ritorno un attimo. La differenza che c'è in Italia, diciamo, della spesa per il welfare tra regioni e i media in Italia. Vedete che si va dai 116, la media sono 116 euro per cittadino, ma si va dai 284 del Trentino ai 25 della Calabria. In Veneto siamo a metà strada, un po' sotto il livello medio nazionale. Quindi la prospettiva è di un aumento, come dicevamo, dei costi sociali. Questa osservazione è tratta non da un gruppuscolo di opposizione, ma è un commento che c'è sul sito della Camera dei Deputati, ufficiale, quindi temi dell'attività parlamentare, qualcosa che richiama quello che stava dicendo prima la dottoressa Oliosi, cioè a riguardo della spesa sociale, no? C'è quel volume complessivo di spesa. E di questo però come viene utilizzato? E qua c'è una scelta che è politica oltre che culturale e strategica. 30 miliardi di questi 52 sono, diciamo, soldi dati in mano al cittadino, che poi li spende dove vuole, con una logica che è quella di comprare prestazioni. Attenzione a questo, comprare prestazioni, anche della badante, poveretta, in qualche modo, a fronte invece di solo 8,5 miliardi in servizi, organizzazione dei servizi con un'ottica universalistica. Io offro servizi, che potrebbe essere molto più economica rispetto e anche più equa, garantire equità. Quindi questa è una scelta che ha fatto la politica. L'osservazione è che c'è sul sito della Camera dei Deputati che il processo di invecchiamento demografico determinerà una espansione marcata della domanda di servizi, a fronte della quale non appare le risposte assistenziali e le risorse impiegate non appaiono coordinate, risultano inadeguate, frammentate, estremamente diversificate per quantità e qualità, eccetera. Quindi un tema
grosso da affrontare, torniamo alle competenze della conferenza dei sindaci e dei comuni. Tralascio questa parte qui, fino a un paio di anni fa era attiva le attività del Dipartimento per le politiche della famiglia sull'invecchiamento attivo, adesso in parte sono riassorbite dentro il decreto, mi pare c'è anche una riorganizzazione, è stato istituito un comitato, un CIPA, qualche cosa del genere, che dovrebbe... Non l'hanno ancora definito. Non è stato definito. Ecco. Sul tema dell'invecchiamento attivo, il problema è quello, di fronte a quello che ci aspetta, come prevedere, come prevenire. L'80% delle persone, io tra questi ho 72 anni, cerchiamo di prevenire quelle disabilità che diceva. Ma anche qua torniamo al primo punto, mi fermo su quello, promuovere l'invecchiamento attivo in tutte le politiche pubbliche. Ne ha accennato Maria Dora. L'invecchiamento non si fa solamente erogando servizi che sono fondamentali di assistenza, assolutamente fondamentali. Bisogna prevenire quello dove andremo a finire. Quindi ha a che fare con l'urbanistica, ha a che fare con le politiche dell'ambiente, ha a che fare con l'economia e con l'organizzazione della vita sociale nelle comunità. Nel Veneto sono state recepite vari stimoli a legiferare sull'invecchiamento attivo. Vedete, l'ultima delibera del Veneto, la 938 del 2023, prevede un finanziamento su 25 progetti per 1 milione. Tutto il Veneto, vero? 5 milioni di abitanti. Allora, dopo mi avvio alla conclusione e le domando scusa se sono stato un po' lungo. Il Covid ci ha insegnato alcune cose, non so se ce le ha insegnate, ce le ha suggerite, ma non so se le impareremo. La prima è questa, che un piccolo cambiamento di ciascuno di noi, come mettere la mascherina o lavarsi le mani, o stare attento a dove si va, può produrre risultati importanti di salute nella comunità. Un piccolissimo cambiamento, piccolo, di ognuno di noi. Il secondo concetto è questo: da cittadini passivi, solo utenti, a cittadini attivi. C'è un concetto che emerge, che si occupa, no, di dinamiche sociali e soprattutto in questo tema della sostenibilità sociale del welfare, quanto sia indispensabile passare da un atteggiamento passivo di consumatore di servizi, un'ottica di prestazioni, c'ho il mal di testa, tolgo la pastiglia, c'ho un po' di ansia, devo fare l'elettrocardiogramma, c'ho mal di ginocchio, voglio subito la risonanza magnetica. Da un atteggiamento diciamo, che è orientato alle prestazioni a un atteggiamento diciamo, di attivazione. Che cosa posso fare per me stesso e per la mia comunità? Quindi riconoscere dentro di sé la capacità di mantenersi in salute in qualche modo, ricorrendo ai servizi, e anche di farlo vivendo in una comunità. Questo concetto dell'empowerment, di riconoscere dentro di sé, ciascuno di noi, la competenza, il potere, la fiducia di poter cambiare qualche cosa per noi e per la nostra comunità. E quindi un empowerment della persona, ma anche del gruppo locale. Qua ci sono rappresentanti di associazioni di volontariato, per esempio, la rilevanza di questo, no? Per la sostenibilità del welfare, ma anche i comuni che devono muoversi e svolgere il loro ruolo anche di stimolo là dove devono decidere. Che cosa possiamo portarci a casa? L'anziano è fragile, l'anziano è malato, ci sono i moribondi, ma l'anziano non è solo un problema. L'anziano fragile è come
un bambino fragile che aspetta, accoglie, domanda, è il contrario della forza. Io sono forte, sono autonomo, mi arrangio, io ce la faccio, ho bisogno, sì. Ma c'è anche la fragilità che stimola l'attenzione, stimola la solidarietà, a patto che si passi tutti da un atteggiamento, diciamo, assordante, dove riempiamo tutto il nostro spazio, non siamo capaci di stare in silenzio e di invece ascoltare i silenzi. Qualche suggestione in questo senso l'ha data anche il vescovo Pompili. Ascoltare i silenzi, non riempire i silenzi, ascoltare i fragili. Questo mette dentro una comunità, innesca delle dinamiche, può innescare delle dinamiche nuove, anche delle relazioni tra umani. Viviamo un momento di grande sconforto, non siamo capaci di guardare al futuro. Qualcuno dice che viviamo un'epoca di passioni tristi, concentrati sul presente, senza prospettiva per il futuro, ripiegati sull'oggi. Parlando di società che invecchia, ci viene quasi naturale che siamo finiti. No. Bisogna passare da una visione riparativa, adesso capitemi quello che voglio dire, cioè guardiamo agli anziani non solo come oggetti di cure, concentrati su alcune prestazioni, ma una visione ecologica, dove c'è la relazione, dove c'è la comunità che vive intorno alla persona fragile. In questo senso è indispensabile un cambio di passo per tutta una serie di argomenti, sul ruolo dei comuni, per esempio, rispetto al sociale, al welfare, il ruolo che devono avere nei luoghi dove si decide. È un cambio di passo assolutamente fondamentale, perché non ne usciamo, non possiamo uscirne se non c'è un cambio di passo decisivo. E finisco, scusate, sono stato anche troppo lungo, con una cosa molto vecchia, che è di 30 anni fa, questo libro di Godfrey Rose, che parlava di prevenzione 30 anni fa. Sono i comportamenti medi di una popolazione che determinano lo stato di salute generale, la diffusione delle malattie, i costi sociali, sanitari e ambientali. Comportamenti medi, anche rispetto a come teniamo l'ambiente dove viviamo. I piccoli cambiamenti individuali, come la riduzione del consumo di sale, di zuccheri, di grassi, di alcol e altro, possono portare un grande beneficio alla salute globale, come la riduzione di infarti, tumori, disabilità, costi sociali. Allora sembrano fantasie, sembrano velleità. Non lo sono. E qui c'è un piccolo limite, perché la prevenzione non è solo una responsabilità individuale, ma è una responsabilità collettiva delle politiche che fanno i comuni, che fanno delle politiche. E quindi aggiungerei questo, ecco. E niente, chiudo qua, sono stato anche troppo lungo con quello che però ci ha detto Rose, prendendolo da I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Penso che non ci sia bisogno di traduzione. Scusate se torno sulla candidatura di Guglielmo, ho faticato un po' a convincerlo, però credo che una delle carte importanti che ho giocato sia proprio quello di intervenire alla conferenza dei sindaci. Io ci sono andata per 10 anni, però eravamo giovani, impreparati, come hai detto tu, e si arriva là a votare per alzata di mano senza entrare veramente nell'analisi dei problemi. Credo che bisognerà, se si vince, adottare anche una politica di preparazione, cioè prima di andare alla conferenza dei sindaci, vari assessori o sindaci dovrebbero trovarsi prima per sapere che cosa andare a proporre, a votare o respingere. Dico la parola prima di dare la parola ad Anna Maria. Ero assessore nel 95. Sì. Nel bilancio il capitolo di spesa si chiamava assistenza e beneficenza, quindi vuol dire veramente dare semplicemente il sussidio alle persone che hanno bisogno.
ho avuto la fortuna di incontrare la ministra Turco in una serata di presentazione della sua legge, che ha promosso il sistema integrato nelle competenze sociosanitarie, quindi diritti per tutti, il coinvolgimento del terzo settore, la progettazione territoriale, i piani di zona. Allora, dopo 24 anni stiamo smantellando tutto questo. Date la parola. Dopo 24 anni si Dalla stiamo legge smantellando. Grazie. Intanto grazie mille, sono contenta della candidatura, perché credo che serva veramente anche non solo l'esperienza ma anche la sensibilità, perché essere donna spesso vuol dire anche avere quella caratteristica, ma anche la voglia di fare e di cambiare il mondo, perché noi possiamo cambiare il mondo. Guardate, mi ha fermato una signora poco tempo fa nelle tante così incontri magari che possiamo avere tutti all'interno di vari paesi. Mi ha detto: io vorrei, ha detto, andare a un corso di ballo, si parlava, no? 70 anni, una bellissima signora. Io ho detto: beh, insomma, fai bene, no? Fai benissimo. E mi fa: ma prendo 800 euro di pensione, sono separata, i miei figli non abitano più con me, per cui ho detto: come faccio? Non potrei permettermelo. Guardate, è una cosa semplice. Noi abbiamo però in Veneto 500.000 persone che vivono con pochi soldi, con meno di 1.000 euro al mese. E allora ci domandiamo come mai a volte abbiamo difficoltà anche nelle prestazioni dei servizi, no? E quella preoccupazione che c'è del mondo che si sta trasformando, sta cambiando, e dalla normativa che a volte sembra anche fatta veramente bene, perché insomma la guardiamo la normativa e dice insomma ci sta, ci può stare. Purtroppo però spesso non è così. Perché? Perché la società si sta trasformando, mettendo a carico della persona sempre più dinamiche e soprattutto sempre più spese. E quindi quello che la società doveva fare e avrebbe dovuto fare attraverso quelle che erano le politiche sociali vere anni fa era quella di prendere in carico, prendere in cura la persona dalla nascita e portarla alla morte. E quindi passa ovviamente una vita e la passa attraverso i servizi. All'interno ovviamente della società dove il nucleo principale è la famiglia e la rete che ci si aiuta, no? Ci troviamo adesso in questa età qua dove la normativa sta ancora cambiando, ma nello stesso tempo abbiamo una rete familiare fragile, perché il problema che abbiamo enorme, e il Veneto è in linea, è la denatalità. Quindi abbiamo delle case di riposo che contengono comunque ovviamente tanti ospiti, ma abbiamo anche dei costi che finché magari ci sono anche e c'è una rete familiare si riesce quantomeno a sostenere, quantomeno in parte, ma che la prospettiva vedrà sempre più in modo difficile e difficoltosa per tutti. Se non mettiamo rimedio a questo, nell'arco di 10-20 anni anche il sistema crolla sociale, crolla completamente, perché la persona è il nucleo principale. E senza la persona, senza la rete familiare, noi possiamo fare tutte le politiche che vogliamo, ma serviranno sempre più soldi. E invece vediamo, proprio anche con l'approvazione di questa legge, che dal sanitario, e ha spiegato benissimo la dottoressa prima, passa al sociale e quindi nei limiti del bilancio e delle risorse disponibili. Il Veneto mette da anni 832 milioni di euro per le politiche sociali e la non autosufficienza. E guardate che è aumentato questa somma di circa 20 milioni dopo battaglie enormi fatte per quanto riguarda le case di riposo. Ma non è niente, non risolve il problema. I 732 milioni che mette a disposizione mica sono soldi del Veneto, sono soldi comunque nazionali che arrivano e che poi si distribuiscono non autosufficienti, diurni, eccetera, e quindi le varie USL, e così abbiamo a disposizione del territorio delle somme che
che più andiamo avanti più risulteranno insufficienti, perché adesso ad esempio abbiamo 34.000 persone, posti letto accreditati nelle case di riposo e abbiamo delle liste d'attesa molto molto importanti. Pensate che il fabbisogno prossimo delle case di riposo sembra essere di circa 51.000 posti e già il sistema fa fatica a reggersi oggi, in questo momento. Pensiamo fra qualche anno, perché fra qualche anno magari la persona che sarà ospite non avrà nemmeno il figlio che potrà integrare magari la retta, e la società se ne deve far carico. Sapete perché? Perché il costo sociale vuol dire che lo distribuiamo, vuol dire che la persona la prendiamo in carico da quando nasce, come dicevo prima, con tutti i servizi che dovremmo dare, e quindi anche cercare di aumentare, darne di più per aumentare la natalità, perché scusatemi, se non abbiamo una crescita demografica, qua adesso siamo al 24% di over 65, fra qualche anno saremo molto di più, e se non abbiamo nati, insomma, avremo un sistema anche economico di rete familiare sempre più fragile. Allora cosa succede? Succede che le risorse appunto verranno sempre messe più a carico della famiglia. Lo stipendio medio di un veneto, 8 ore di lavoro, è 1.400 euro. 1.400 euro con una capacità di acquisto che è diminuita negli ultimi 2 anni di circa il 30%, perché tutti li vediamo, vero? Abbiamo i giovani che vanno via, ne abbiamo già pochi, ma vanno via per trovare lavoro nelle altre regioni, addirittura negli altri stati. Il problema è che poi non tornano. 40.000 in pochi anni, ne sono tornati 4.000 in Veneto. E questo è un problema enorme. Quindi è tutta una riforma che noi dobbiamo prendere in carico. Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se non riorganizziamo tutto quello che è il sistema, cercando di dare tutti gli strumenti dalla nascita alla morte alle persone, perché nessuno ha un costo. Perché tante volte noi quando guardiamo i bilanci in regione, no? Ce li presentano come dei costi. Il sociale è un costo. Io non credo che quando si parla di persona dobbiamo parlare di costi. Io credo che dobbiamo parlare di presa in carico della persona con tutto quello che ne consegue, ci mancherebbe altro. E poi c'è anche una questione che un politico deve tener conto, che è la priorità. Allora, siccome che se abbiamo tante risorse ma non sufficienti, sceglierò dove dovrò metterle per prima rispetto a quello che può essere secondario. Dopo ognuno ha le proprie idee, per me è la persona, e poi là c'è l'ambiente, e magari qualcos'altro viene dopo. Magari per altri invece giustamente dice no, per me è più importante magari fare la strada. Pedemontana, ad esempio, dove noi abbiamo un consumo di suolo, ad esempio un consumo di suolo che è il più alto in assoluto, e abbiamo una legge fatta molto bene, che è quella del consumo di suolo zero, ma che abbiamo le deroghe talmente numerose che il Veneto risulta essere il primo per consumo di suolo. Allora, ecco, lì sono le scelte che ognuno fa, che ognuno giustamente quando è il governo deve fare assolutamente. E quindi il risultato è quello che comunque stiamo vedendo, che nel Veneto comunque già migliore rispetto ad altre regioni. Abbiamo circa il 7% di persone che non si cura, che rinuncia alle cure, abbiamo 29 milioni di prestazioni mediche richieste, impegnative nel 2022, eseguite 16 milioni. Vuol dire che 13 milioni di impegnative, una buona parte non sono state fatte e molte parti se le sono pagate. Ritornando alla signora è difficile a farsi il corso di sport o magari andare a un corso di ballo di cui tutti ne abbiamo diritto, e che può essere anche prevenzione, perché la prevenzione è importantissima. Se noi investiamo sulla prevenzione riduciamo i costi dopo della malattia, o no? E allora dicevamo questo che sta cambiando un po' tutto, e anche la normativa, quindi quel sistema nostro socio-sanitario integrato, se non facciamo bene questa legge che andrà in Consiglio regionale entro marzo, vedrà dividere gli aspetti sociali da quelli sanitari.
e quindi andremo a creare appunto gli ambiti che di fatto sono già stati destinati e fatti, e quindi a legittimarli con questa norma che appunto è il progetto di legge 200 della Regione Veneto, e che prevede determinate cose per quanto riguarda l'aspetto sociale e che coinvolgerà i sindaci. Guardate, la prima battaglia è da giugno che noi l'abbiamo in commissione questo progetto di legge, in parte già è stato cambiato. Tenete presente che gli ambiti non possono essere come quello che era previsto a Verona di 500.000 abitanti, perché è impossibile raggiungere anche il paesino più piccolo nel fare i servizi, è impossibile materialmente. Quindi alcuni ambiti sono già stati divisi, però sono una media di 250.000 abitanti, che comunque è sempre altissimo rispetto a quello che magari potrebbe essere, tenuto conto del finanziamento che magari, difatti nel Veneto abbiamo 26 distretti, comitati dei sindaci, e gli ATS saranno 21, però già è stata data la disponibilità di suddividere quelli di Padova e di Verona. Allora, fino ad oggi cosa faceva l'ambito? Nel senso, allora, arrivavano finanziamenti e quindi prendeva in atto tutti i servizi che riguardavano il reddito di inclusione, il sostegno all'abitare, la povertà educativa, i progetti di inclusione. E adesso si occuperanno dei LEP, per cui di quello che si diceva prima, no? E tra questi, infatti, verrà anche il servizio per la nuova autosufficienza, incrementando ovviamente il sostegno a domicilio, l'assistenza domiciliare, i servizi di sollievo, i servizi, vedo quelli in viola, per della terza età, non si vede? No, quelli in viola. Grazie. No. No, scusate, ma qua, sopra. Cambia banco. Ecco. Oh, bravissimo. Eccoli qua. Allora, se voi vedete, praticamente verranno fatti i servizi in base al DISE e quindi in base al reddito, però nella disponibilità di bilancio, come è stato ben specificato prima, per cui se noi mettiamo risorse per 50.000 euro e magari ho 100 persone che chiedono il beneficio di un determinato servizio, è evidente che lo faccio per 50 fino che arrivo alla somma destinata a bilancio. Esatto. E quindi avremo pronto intervento sociale, la valutazione multidimensionale, progetti individualizzati, la supervisione personale dei servizi sociali, le dimissioni protette, perché poi c'è anche un altro problema. Nel momento in cui una persona viene dimessa dall'ospedale, dovrebbe essere presa in carico e quindi magari cercare di trovare quella che è la soluzione più adatta a carico dei servizi, cosa che spesso è molto molto difficile, perché è la famiglia che si deve attivare per cercare una soluzione. Tenete presente che anche sulla base di questo tanti nelle schede del 2019 sanitarie ci sono gli ospedali di comunità, che sono quelle strutture intermedie che dovrebbero dare un po' di sollievo alle famiglie nel momento anche delle dimissioni, no? Sono quelle cure intermedie che sono tra l'ospedale per acuti e i servizi a domicilio. In realtà anche qua tanti posti non sono ancora stati attivati e quindi abbiamo lunghe liste d'attesa. Ecco, poi c'è la presa in carico sociale e lavorativo, il sostegno alimentare, c'è il servizio per il contrasto alla povertà, questo c'era anche prima, servizi per la residenza fittizia, progetti di dopo di noi e la vita indipendente, e appunto servizi per la non autosufficienza e assistenza domiciliare. Per il domicilio dal PNRR arriveranno in Veneto 300 milioni di euro. E quindi questi servizi dovranno essere incrementati e dovranno raggiungere il 10% di non autosufficienti over 65. Tenete presente che la Regione Veneto, da dati che loro hanno mostrato, raggiungono già il 9%. Sapete qual è la differenza?
che nel 9% che loro raggiungono di cittadini, a volte il cittadino ha 4 ore al mese. Questo significa sì che ne raggiunge tanti, ma le ore sono talmente poche che non possono essere soddisfatti i servizi a domicilio. Ecco, ovviamente per mettersi insieme i comuni, questo progetto di legge cosa dice? Ci sono degli strumenti. Potrà essere la convenzione, l'unione dei comuni, la comunità montana, il consorzio, l'istituzione, l'azienda speciale, l'azienda pubblica. Adesso la regione sta studiando e darà come preferenza l'azienda speciale pubblica. E non tanto, alcuni comuni vorrebbero la convenzione, ma non avendo magari il titolo giuridico probabilmente sarà difficile. Cosa mette a disposizione? Inizialmente la Regione Veneto per questa costituzione degli ambiti, perché saranno dei veri e propri, saranno degli insiemi di comuni con delle strutture del personale proprio, e in parte verrà trasferito dalle USL, perché l'USL attualmente su delega spesso serve sia i servizi sociali che i servizi sanitari, quindi il personale che non sarà più necessario all'interno delle USL verrà trasferito a questi ambiti. Inizialmente metteva a disposizione 500.000 euro, anche qua a seguito insomma hanno messo a disposizione 4 milioni di euro in totale nell'arco di 3 anni, però è sempre poco rispetto a quello che sarà la necessità. Ecco, questo proprio molto semplicemente quello che dovrebbe essere l'ambito, molto sommariamente. Andremo entro marzo ad approvarlo, comunque a discutere, e dopodiché partirà nell'arco di 6 mesi con i decreti attuativi. Però sarà un problema se non viene gestito bene. Perché? Perché saranno ulteriori costi a carico dei cittadini, sarà la divisione tra i servizi sociali e il servizio sanitario, e quindi probabilmente verrà messo a carico dei servizi sociali tutto quello che la maggioranza attualmente, o comunque i politici spesso, considerano dei costi, cosa che invece dobbiamo far cambiare termine. La presa in carico della persona non può essere un costo, è un investimento, perché guardate, durante la commissione che abbiamo fatto per le cure palliative sul fine vita c'è stato un medico che è venuto di Vicenza a parlare e mi ha impressionato quando ha raccontato la storia di un signore che stava malissimo e che la famiglia l'ha portato arrabbiatissimo all'ospedale, ha detto non ne possiamo più nemmeno noi, perché era arrabbiato col mondo, i dolori erano fortissimi. Arriva in ospedale e il medico dice che la cura che aveva ovviamente era talmente leggero rispetto al dolore che lui provava, che servivano delle cose molto più pesanti. E gliele ha date, l'hanno curato con delle medicine apposite, in Veneto non ne abbiamo per tutti, e ha detto che si è talmente tranquillizzato, ha riconciliato tutta la sua vita con la sua famiglia, e quindi ha potuto nell'arco di un mese e mezzo, ovviamente morire con quella serenità che io credo nel fine vita tutti abbiamo diritto. Grazie mille. Penso che i contributi sono stati densi, ricchi di informazioni e molto esaurienti, e ringrazio tutti i relatori. Se qualcuno ha una domanda o due, lasciamo uno spazio, però data l'ora io direi di chiudere la serata, ed eventualmente se qua si fermano i nostri ospiti si può comunque fare una chiacchierata o qualche altra domanda. Prima domanda? Una sola domanda. Sì, Mario? Mancano risorse, ma l'evasione fiscale in Italia è di 100 miliardi all'anno. Allora, o si fa una riforma fiscale vera, oppure altrimenti le risorse mancheranno sempre. E gli altri miliardi che si becca l''ndrangheta e la mafia. Signori, se non affrontiamo questi problemi non andiamo in nessuna parte. Grazie. Qualche altro? Bene, allora direi di chiudere, vi ringrazio tantissimo, faremo tesoro di questi suggerimenti, di queste sollecitazioni, e soprattutto dovremo impegnarci a migliorare le cose. Grazie e buonanotte a tutti.